Fiamme e tanto fumo, notte di terrore per i residenti di una palazzina in via Lussemburgo a Vicenza, coppia di coniugi salvata dai vigili del fuoco. Sono le 3:30 di sabato, fuori ancora notte fonda, quando l'incendio divampa all'interno di un appartamento al terzo piano, a svegliare marito e moglie all'interno e il crepitare delle fiamme. Pochi secondi per capire quello che sta succedendo e raggiungere il poggiolo per trovare rifugio, ed è lì che li trovano i vigili del fuoco arrivati con 4 automezzi, tra cui l'autoscala con la quale portano in salvo la coppia. Assistiti dal personale sanitario del SUEM, entrambi sono stati portati all'ospedale San Bortolo per ulteriori controlli per aver respirato del fumo e qualche bruciatura ad un braccio. I vigili del fuoco intanto hanno avuto ragione dell'incendio, ma il fumo ha danneggiato l'intero appartamento, reso al momento inagibile. Danni da fumo anche per il vano scale all'esterno del condominio, ma fortunatamente nessun danno strutturale. Gli altri residenti inizialmente evacuati hanno potuto far rientro nei propri appartamenti. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.